In via Vecchia Trevigiana, Parè di Conegliano, si respira aria di Natale. Ci sa dire più o meno quanti sono le luci che ha installato? Le luci che ho installato sono più di 3000, sono tutte luci a LED, è tutto un gioco di luci sincronizzato con la musica. È il primo anno che fa questa iniziativa e com'è nata questa passione per le luci natalizie? Beh, la passione nasce fin dai tempi quando vivevo in Nigeria, quindi un paese un po' particolare, è sempre stata passione. Lì è partito tutto con un filino di luci, poi un po' di passione per l'elettronica e ogni anno facevo qualcosa di diverso, poi mi sono specializzato e sono 2 o 3 anni che faccio questo lavoro qua, ogni anno cambiando scenografia, che già a gennaio comincio a programmare perché c'è una parte di programmazione e poi una parte proprio fisica di costruzione, perché tutto quello che vedete qui, anche le faccine dietro, sono costruite da me, quindi è tutto uno sviluppo sia hardware che software e quindi ci vuole un anno intero. E da che cosa prende spunto per costruire quella che è la sua scenografia? Beh, diciamo che nasce tutto dagli Stati Uniti, perché questa è una passione tipica americana e quindi si prende un po' spunto da là, poi dopo ovviamente ci si trasporta su quello che è il nostro giardino, che è più piccolo perché loro hanno spazi enormi e quindi diventa diverso, e quindi bisogna riuscire a fare una scenografia adeguata allo spazio. Sta già iniziando a pensare a quella che potrebbe essere la scenografia del prossimo anno e ha per caso intenzione di aumentare le luci? Beh sì, abbiamo già cominciato a pensare come sarà il prossimo anno e quali giochi, quindi ci sarà sicuramente un aumento di luci, una ridistribuzione di quello che c'è e nuovamente nuove musiche, perché ogni volta cambiano le musiche, perché appunto essendo sincronizzato, quindi il gioco devono cambiare anche le musiche, sempre musiche natalizie.